disegno di legge sulle attività estrattive che secondo noi doveva contenere in maniera più importante delle disposizioni che riguardavano appunto il riuso dei materiali inerti da costruzione e demolizione. Noi approfittiamo appunto di questa sede, siccome riteniamo che siamo già enormemente in ritardo rispetto a ciò che ci chiedono le direttive europee, che ricordiamo chiedono di arrivare al 70% di riuso di materiali inerti entro il 2020 e noi siamo intorno al 10%. Con questo emendamento vogliamo dare contributi a imprese che operano nel settore del recupero e riuso dei materiali inerti da costruzione e demolizione, e nello specifico il contributo riguarda l'acquisto di macchinari per la trasformazione e lavorazione degli inerti. Approfitto anche visto che ho nominato appunto il disegno di legge sulle attività estrattive, per ricordare che in quella sede, quindi sempre 20 giorni fa, noi abbiamo fatto come gruppo consigliare sicuramente più di una proposta molto concreta di prevenzione e contrasto nell'ambito delle competenze che ci sono attribuite come regione per appunto prevenire e contrastare le infiltrazioni di attività criminali nel settore. Quindi a chi in discussione generale di questo disegno di legge ci invitava a presentare delle proposte più concrete per agire in questo ambito, non mi resta altro che constatare che i casi sono tre: o abbiamo un caso di memoria a brevissimo termine, o abbiamo un caso di un voto di emendamenti senza neanche aver letto quello che si sta votando, oppure semplicemente ci sono stati degli interventi strumentali a beneficio della stampa. Grazie.